a Iosa venendo... E adesso ci spostiamo in Veneto, siamo stati in Catalogna, adesso parliamo invece anche di quello che sta succedendo in Italia, dunque l'inizio di questa trattativa con lo Stato. Come dicevo prima, oggi c'è stato l'incontro con gli organi di informazione, il Presidente del Veneto, lo abbiamo incontrato, è stato il momento per fare un po' il bilancio, ma abbiamo parlato anche appunto della trattativa per l'autonomia e abbiamo anche un'opinione anche sulla Catalogna. Sentiamo. È stato un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati. Pensate solo che abbiamo chiuso la partita dell'autonomia, che sembrava impensabile celebrare un referendum. Abbiamo chiuso la partita della Pedemontana, abbiamo affrontato di petto e con piglio la partita dei FAS, siamo sul pezzo con l'ospedale di Padova, addirittura con questo regalo ai veneti prima di Natale e molto altro ancora. Mi piace ad esempio ricordare che abbiamo venduto 16 milioni e mezzo di immobili, quindi per un controvalore di 16 milioni e mezzo di immobili che costavano all'amministrazione, che erano abbandonati e che oggi verranno valorizzati. Guardi, il clima di discussione, di confronto è sereno, collaborativo e costruttivo con il governo, con il sottosegretario Bressa e il sottosegretario Barretta. Aggiungo che non ho mai avuto dubbi che si sarebbe realizzata questa condizione, perché sapendo che 2.400.000 veneti sono andati a votare, oggi creare tensioni vorrebbe dire fare uno screzio, creare, ovviamente non rispettare la volontà dei veneti. Ecco, un commento sulla Catalogna invece? Guardi, a me sembra che la Catalogna sia comunque al centro di una tempesta perfetta, perché hanno vinto gli indipendentisti ma non ho ben capito ancora cosa accadrà. Io ho l'impressione che si sia persa una bella occasione, perché celebrato in maniera forzosa quel referendum forse valeva la pena di avere una strategia più a breve e di andare a trattare, però questa è una mia idea. Ma io auguro che tutti quelli che vogliono l'autonomia, che vogliono ovviamente democraticamente perseguire la strada dell'autonomia, la possano avere. E lì c'è un altro tema che è quello dell'indipendenza, e spero che anche lì si possa, come si può dire, possano risolvere i loro problemi. Sull'ospedale di Padova si è perso tempo secondo lei? Si è arrivato solo a fine anno all'accordo? Guardi, io sono abituato a guardare avanti, guardiamo avanti, siamo ripartiti da dove ci siamo fermati, che era quello di avere l'area gratis e realizzare il Parco delle Mura e avere i 2 presidi ospedalieri. Quello è capitato, quello è accaduto, direi che dobbiamo guardare avanti e far veloce, perché 8 anni passano velocemente. Ecco, beh, come avete visto abbiamo aggiunto anche la questione dell'ospedale di Padova con l'accordo siglato, come si usa dire, in zona Cesarini, anche questo è arrivato alla fine dell'anno, poi sostanzialmente nella stessa formula, così come era stato presentato dalla giunta precedente, professor Cadre. Essere concreti, non si può continuare a parlare, le parole sono bellissime, però si mettono da parte, si mettono giù i mattoni, il cemento, quello che serve, e si fa. Ma soprattutto quello che siamo nella seconda fase dell'ospedale. Che progetto hanno per fare l'ospedale? Perché non vorrei che fosse un progetto vecchio. Oggi bisogna guardare molto avanti, perché la tecnologia viaggia a una tale velocità, abbiamo accennato solo prima, da aver fatto un ospedale che non corrisponde più alle esigenze tecnologiche che invece la scienza porta avanti. E questa è un'altra sfida. Cioè, chi gestirà questa cosa avrà questa grande intuizione di fare una cosa che tra 30 anni, 40 anni sarà ancora valido, perché abbiamo visto il tempo di invecchiamento del nostro ospedale, quello giustinianeo, e quindi non ci troviamo di nuovo a discutere quale area utilizzare o come buttare giù una cosa e tirare su un'altra. Ecco. E questo vuol dire andare in giro per tutto il mondo a vedere come hanno costruito gli altri ospedali e con quale filosofia, e dopodiché rapidamente, perché la Torre Eiffel l'ha fatta in 3 anni, cioè, e l'hanno fatta a Ribattini, mica l'hanno fatta a Bullone, quindi l'hanno forgiata fino a 300 metri, vuol dire che l'uomo, quello che facevano i romani, un acquedotto ci mettevano 5 anni a farlo, ma un acquedotto che passava attraverso zone impossibili. Con le pendenze... del canale di Suez hanno fatto in 1 anno? Sì, il problema è, se c'è la volontà e le cose vanno dritte, si fa in maniera molto veloce, allora si ha tornaconto e si spendono bene i soldi e si hanno anche la possibilità di sviluppare la regione.
Prego. Certo, Zaia ha già anticipato che a Roma chiederà 1 miliardo per l'ospedale di Padova. Tra l'altro anche dicendo cercheremo di fare anche più in fretta, come l'ho detto ai microfoni. Ma, sì. Zaia ha dato un tempo di 8 anni da adesso fra il progetto, perché il progetto non c'è ancora, cioè non mancava la disponibilità dell'area, c'era tutta questa cosa, tutto questo dibattito che è infinito, che non finiva. E che poi è finito così come è iniziato, no? Perché alla fine, come dicevo io, alla fine insomma l'accordo che è stato raggiunto alla fine è sostanzialmente quello che aveva già. Sì, su quelle aree di Padova Est. Quello è passato, non prevedeva la contropartita che ha avuto l'amministrazione. No, era già prevista la ristrutturazione Giustinianeo. Ma non il recupero delle mura, ci sono cose in più. Vabbè, insomma, è stato un buon accordo, è un bel segnale quello che cosa ha detto? È un bel segnale che l'istituzione, io ho trovato una cosa interessante, è un bel segnale, credo anche per Padova, per la città di Padova, perché poi io credo che questo accordo, cioè alla fine, poi adesso abbiamo perso del tempo, cioè giustamente anche la gente, l'opinione pubblica si chiedeva insomma cosa c'era questo gioco del rimpallino fra una parte e l'altra. Sinceramente la Regione e Zaia negli ultimi anni sono sempre stati sul pezzo per quel che riguarda l'ospedale, però l'ospedale di Padova non è solo l'ospedale di Padova, è la città, insomma, deve essere, è il punto di riferimento alla scuola di medicina, è il punto di riferimento di tutta anche la sanità del Veneto e non solo, e quindi questo dovrà diventare, quindi come diceva prima il professor Case, sicuramente verrà progettata un'opera insomma che sarà il passo coi tempi. Ricordiamo che negli ultimi 5-6 anni insomma sono stati inaugurati dei nuovi ospedali nel Veneto di dimensioni e di costi sicuramente diversi rispetto all'ospedale di Padova, quindi l'ospedale all'Angelo a Mestre, quello di Sant'Orso e poi insomma l'ospedale di Monselice della Bassa Padovana, che anche lì, e quindi insomma abbiamo anche un dipartimento che è quello che riguarda l'edilizia ospedaliera, che anche ha un'esperienza insomma anche di un certo tipo, eccetera. Quindi io conto che la cosa verrà realizzata insomma al massimo della. Zaia ha dato delle linee, semplicemente delle linee di finanziamento, ha detto si potrebbe fare in questa maniera, adesso studiamo tutta la questione e metteremo giù in brevissimo tempo come si potrà svolgere. Di sicuro ci sarà una grossa fretta di finanziamento che proverà diciamo al Fondo Sanitario Nazionale, ecco. Certo, Zuppardo vuole aggiungere, Zaia non sta facendo l'indipendenza, sta facendo l'autonomia come prevede la Costituzione italiana. Sì, certo. Pensavo volesse dire qualcosa sull'ospedale. Volevo dire qualcosa sull'ospedale. Io proprio l'ospedale dell'Angelo, chi conosce quell'esperienza e chi conosce l'esperienza della Pedemontana, io quando si parla di opere pubbliche il project financing è uno strumento molto delicato, perché il project financing prevede che c'è una parte di privato che entra dentro, sceglie di investire e deve avere un ritorno, e quando tu lo fai su un'autostrada i costi della Pedemontana sono rapportati identici a quanto è costato la Salerno-Reggio Calabria in termini di chilometri, perché poi non è detto che regga quella operazione, ma se lo fai su un ospedale pubblico, usi lo strumento del project financing, tu rischi, perché se andate a vedere cosa sono i costi di tutta la struttura che regge l'ospedale dell'Angelo, sono per l'utenza costi elevatissimi. Quindi sullo strumento io sarei perché, ad esempio, ci ragioniamo tantissimo su questa ipotesi del project financing, perché il Veneto ha già pagato sia l'esperienza di Mestre dell'Angelo sia sulla Pedemontana. Io sarei per trovare uno strumento, visto che si parla di sanità pubblica, e ha ragione il consigliere, non stiamo facendo l'ospedaletto dietro l'angolo, certo. Abbiamo l'ambizione di, peraltro la sanità padovana è una sanità di eccellenza, mi permetto di dire europea, in alcuni casi mondiale, che vuole parlare all'Europa e al mondo. Stiamo attenti su questa cosa. Siamo anche fortunati in questo perché c'è una grande città come la nostra, che è Torino, che ha lo stesso identico problema e ha scelto di avere 2 siti, anch'essa un sito centrale che è l'ospedale delle Molinette e Sant'Anna, e sta scegliendo un'altra direzione per costruire anch'esso un ospedale diverso. Io sullo strumento come costruirlo sarei molto più attento. Il project non è stato citato oggi, fra le fonti di finanziamento. Si ricordano? No, non è stato citato il project financing, assolutamente. De Biasi vuol dire qualcosa? Beh sì, sul discorso dell'ospedale di Padova no, ma sulla Pedemontana sì, nel senso che
diciamo, tutta l'epoca galaniana, che è stata molto caratterizzata dal project financing, è stata più o meno un fallimento, dall'ospedale Langelo, soprattutto da Pedemontana, dove la regione ha dovuto poi lei accollarsi alla fine il costo, perché quindi diciamo che io, per la mia impostazione, ci sono delle cose classiche che sono le reti infrastrutturali, le scuole, gli ospedali, quindi è meglio che faccia il pubblico spendendo bene i soldi, non è che ci siano tanti altri sistemi, perché il privato vuole avere i suoi. Tra l'altro sulla Pedemontana c'è anche da dire che uno dei punti critici che sono stati rilevati è esattamente che la stima del traffico che doveva passare è stata poi ridimensionata, è stata 3 volte ridimensionata, ma anche adesso la stessa Corte dei Conti ha detto che sarà da vedere, e quindi quei 12 miliardi che sono stati scaricati per 39 anni, diluiti in 39 anni ai cittadini veneti, circa 2.500 euro per quelli che nasceranno, sarà da vedere se per quelli che ci saranno, se saranno sufficienti. Proprio perché ab inizio è stata, cioè il project financing è uno strumento molto, perché il privato giustamente si investe e vuole avere un ritorno, chiaramente. Se posso proprio fare una battuta sulla Pedemontana, un parere mio, ma credo di non sbagliarmi, vorrei fare una scommessa stasera. Le stime di traffico sono molto, ma molto inferiori rispetto a quello che sarà il traffico nella Pedemontana, perché 28.000, 47.000 veicoli giorno sulla statale Valsugana, per chi la conosce. La statale Valsugana è diventata ormai una strada a mercato, si circola mediamente a 35 km all'ora per andare, io periferia di Padova, per andare a Bassano faccio prima arrivare a Bologna che non arrivare a Bassano, che in linea d'aria sono 30 km. Questo è il punto. 47.000 veicoli giorno nella Valsugana. Nella Pedemontana, in base all'ultima stima e la stima per la quale sono stati trovati i soldi diciamo nel mercato, quasi tutti soldi diciamo dati da investitori stranieri, di quelli che mancavano rispetto all'investimento pubblico, quindi più di 1,5 miliardi di euro. Poco più di 20.000 veicoli giorno in Pedemontana. In Postumia circolano 28.000 veicoli giorno, che è la strada diciamo un po' parallela, più al di sotto la Postumia da Treviso a Vicenza. Cioè credo che siamo una stima veramente bassissima di traffico, ecco. Quindi secondo me la Pedemontana avrà un traffico notevolmente superiore. Sarà un affare per la regione, perché la regione è diventata fra virgolette quasi concessionaria dell'opera, quindi prenderà diciamo una parte dei pedaggi che arriverà, e con quei soldi, come si sta adesso, è lo stesso caso della CAV, dove sono depositati come utili per le opere pubbliche del Veneto, partecipate al 50% dal Veneto. Ci sono più di 100 milioni di euro in questo momento, e la CAV appena iniziato a funzionare sarà, credo, dalla sua inaugurazione, poi quando andrà un po' a regime diventerà una specie di gallina dalle uova d'oro per il Veneto e per le opere pubbliche del Veneto. Damiano, vuol dire... Accetto la sfida, anche se non sono sulla scommessa. Diciamo, io ho 52 anni, quindi non sono una donna che mi vergogno di dire l'età, quindi io ho timore di dare atto dell'età che ho. Sono 20 anni che sento la Lega, no, appunto, che protesta, dice delle cose giuste anche, però è stata anche al governo per parecchi anni, si è sempre schierato sotto, diciamo, un'area di centrodestra o di destra. Adesso, forse lo sa meglio lei adesso, se centrodestra comunque. Ecco quello che è. Ma in effetti in questa risposta le ha dato una risposta non a caso. Ecco. Cioè Zaia sta facendo un'operazione di battaglia interna al suo partito. Ecco, quindi voglio dire, Salvini sta facendo un partito di destra. In questi tempi io noto solamente politici che fanno marketing, cioè uomini che fanno marketing. Non dico se sia giusto o sbagliato, dico solamente che si opera, mentre per quanto riguarda la causa nella Catalogna si è rischiato la vita agli arresti, nel Veneto
non c'era questo grande rischio, anzi mi ricordo una... Beh, si è scelta anche una strada diversa, no? Si è scelta una strada diversa e mi ricordo che il governatore aveva detto che a un giornalista, più giornalisti che avrebbe anche... A un giornalista ha detto ma lei andrebbe in galera per l'autonomia del Veneto, aveva detto di sì, tanto è che l'ha annunziata nel programma Rai 3 a 30 minuti, gliel'ha ricordato, ma ovviamente essendo un bravo democristiano di un certo tempo ha slittato un pochino, ma al di là di quello non volevo fare una critica, quello che è uno che ha un senso che nessuno qua dentro c'è, è un'analisi, no, intanto è vero sì che c'è stato un referendum di tante persone, ma è vero anche che hanno perso città strategiche come Treviso e Padova, per esempio, la Lega. Ora, quello che io volevo far riflettere è che io non so quanti uomini veramente nella politica italiana oggi, attualmente, diano la vita per le vere esigenze del popolo. Tra l'altro mi risulta, ho letto sui giornali, che il governatore Zaia ha deliberato in giunta 600.000 euro per un centro a Abano Terme per le transazioni sensuali per i bambini. È una cosa diversa quella, eh? No, aspettiamo, no, ma era perché voglio far capire che qui stiamo parlando di uomini che fanno marketing. È stato stanziato 600.000 euro a Abano Terme per un ospedale, per una clinica, diversa, per le transazioni sensuali, per l'ideologia di genere, che significa gender. Quindi che il gruppo LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, rappresentanti dall'UNA e l'ANDOS, enti governativi di questo governo, di cui non so come mai la Lega abbia sponsorizzato anche nel Veneto, io fossi stato la Lega mi sarei ribellato, e vanno nelle scuole italiane, qui transessuali, lesbiche, bisessuali eccetera, a identificare la vera identità di genere dei nostri bambini. Quindi se mi permettete o se mi permettete, il bambino, i nostri figli... Ma nessuno l'ha detto, la gente di cambia senso. Ma lei sta dicendo delle cose, siccome c'è gente che ci ascolta, non so quanto. È una legge... Non si possono dire cose che non stanno... Ma abbiamo tutti i figli che vanno a scuola, io sono un docente, non ho mai visto arrivare nessuno che va in classe. Ma come no? Ma lei scusi, è molto disinformato. Ma non è disinformato, capisco che lei deve prendere voti per il suo partito. Ci sono querele e denunce il sindaco di Bassano è stato denunciato da un consigliere della Lega, del Consiglio regionale, un suo collega. Mi dica per cosa però. Perché il sindaco di Bassano ha fatto lo spettacolo gender, ha fatto trasvestire i bambini da bambine e bambini delle scuole elementari, mettendo paura e dubbi nelle famiglie dei bambini. E il vostro consigliere della Lega, che era in trasmissione con me a Rete Veneta con Luigi Baciali, ha denunciato l'accaduto e ha fatto benissimo. Quindi dire che non c'è questa ideologia del genere nelle scuole è una menzogna che ma lei non conosce nulla della pedagogia. Certo. Damiano, facciamo rispondere un attimo. Era legato al tema che ho paura che questi uomini della politica attuale facciano marketing, ma non credono in quello che fanno, in quello che dicono. Cioè, chiarissimo, sentiamo. Dobbiamo prendere 2 o 3 voti in più o in meno, cioè è una cosa, ma però allora sulla delibera della clinica di Abano è vero, c'è questa delibera. Transazione sessuale. Ma non è così la delibera, perché gliela porto, così la leggiamo. No, lo conosco bene, attenzione. È una delibera che si riferisce a dei problemi che sono problemi fisici che hanno dei bambini di questo genere. Non è fisico il problema, attenzione. Insomma, problema fisico e di questo genere, e è stata una delibera fatta dalla Giunta che tende a risolvere un certo tipo di problema. Quindi però insomma, noi fra l'altro abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale dove che porteremo al voto, insomma, dove ci dichiariamo contrari, diciamo, a quelle ideologie che diceva lei, eccetera eccetera. Quindi insomma più posizioni chiare di quello, però non si può far confusione, insomma. No, ma su questa cosa qua non vorrei aggiungere ancora altri temi, cioè, perché qua anche questo problema qui è un problema ulteriore che bisognerebbe affrontare. Io vorrei certo, una trasmissione bisognerà parlare. Guadagnini, prima il presidente Zaia diceva che il clima nella trattativa con Roma è sereno, no? Che quindi anzi si sta procedendo con velocità. Come mai secondo lei? Guardi, io ho il difetto questa strada in discesa. Guardi, allora
Io ho sempre detto quello che penso di questo referendum e lo dico anche adesso. Il referendum è stato una grande manifestazione popolare perché i veneti hanno manifestato chiaramente, non con le proporzioni della Catalogna sicuramente, un disagio nei confronti dello Stato romano. Io l'ho letto così. Dopodiché la trattativa con Roma ha un significato e avrà un valore se portiamo a casa dei soldi in più per gestire le competenze che abbiamo o ulteriori competenze. Perché se si tratta di portare a casa delle competenze con i soldi che decide Bressa e quell'altro lì, come si chiama? Baretta, di darci, per me significa portare a casa delle rogne, perché poi succede come con le altre competenze. Abbiamo chiuso il bilancio ieri sera alle 11:30 e abbiamo fatto l'11:30 anche il giorno prima, non si sa dove andare a trovare i soldi, perché questi lazzaroni ogni anno ce ne portano via una parte, e allora alla fine ci troviamo in difficoltà per chiudere un bilancio, perché siamo persone serie e vogliamo dare ai cittadini del Veneto i servizi sulla base delle competenze che lo Stato ladrone, perché adesso mi sto un po' alterando, ci dà. Allora prima mi dici tu devi fare questo lavoro, ma non mi dai le risorse per farlo. Se il giochetto è questo, ma tenete avere tutte le competenze, io non ne voglio neanche una in più. Il problema sono i soldi e il modo in cui arrivano. Io non voglio che mi finanzino le soldi trasferendomi i soldi, come fa il padre col bambino, ti compri il gelato con questo 200, con questo euro. Ma così sono nate le regioni. No, sono nate così. Ma non può essere, questa non è autonomia. È così, questo è al massimo decentramento amministrativo, ma il decentramento amministrativo può essere gestito anche da dei manager. Noi tra l'altro ne abbiamo di bravissimi in tutti i settori, ce ne sono di bravissimi, e noi perdiamo il ruolo politico. Noi dobbiamo avere una fonte di entrata sulla quale rispondere, quindi una tassa nostra, come succede nei paesi federali, e con quei soldi che i cittadini ci danno noi gli diamo i servizi. Se non siamo capaci, pedata nel culo e a casa vengono degli altri. Ma non possiamo gestire un meccanismo per cui Roma ogni anno mi dice quanti soldi mi dà per fare una roba e me ne dà sempre meno per fare sempre di più. Ecco, ma non esiste. Chiarissimo. No, il sospetto, professor Casa, volevo farlo intervenire. Ma a Roma, guarda che a Roma sono 20 anni che la Lega domina il mercato della politica. Allora la domanda è questa, no? Sembra che improvvisamente sia diventato, infatti anche oggi l'ho chiesto al governatore come spiegare qual era il clima, ma come mai si è andati anche così veloci, no? Allora sorge un po' il sospetto che in fase preelettorale faccia gioco un po' a tutti, no? Andare d'accordo, far vedere che si fa, e quindi da una parte il governo romano. O no? Cosa dice lei? Sì, va bene, prendiamo atto che hanno detto questo, e siccome continueremo a fare le trasmissioni, se ci sarà una deviazione della rotta lo diremo e riportiamo la rotta su quella che ha detto Zaia. Ma cosa aspettavate? Poi l'altro aspetto fondamentale è che ogni regione deve raccogliere i soldi e poi mandarli a Roma. E non Roma prende e non si capisce quanto e poi restituisce alle regioni. Perché la regione deve avere consapevolezza di quello che produce e quello che dà. Poi se le regioni si mettono d'accordo e dice la Sicilia ha bisogno di pagare 200.000 boscaioli perché se no lì non si sa cosa succeda, faremo i conti, se ci si mette attorno a un tavolo, non il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, perché abbiamo visto delle porcate e nessuno è estraneo, si mette attorno a un tavolo, vuoi i soldi, quanto mi dai, te lo do, se li spendi male vengo a prendermi le cose. Cioè è una trattativa civile. Lo Stato gestito in questa maniera, io prendo i soldi, poi mando me 1 miliardo in Sicilia perché lì hanno ancora le pensioni del 1952, uno che ha fatto 3 giorni il politico è ancora pensionato? No, è perché i politici oggi che si sbranano sulle banche non vanno a dire scusate, da domani mattina la Sicilia non prende più quei soldi, perché è inutile che noi mandiamo i soldi dell'Europa, dello Stato, e poi la mafia compra la droga e porta i soldi in Germania o porta i soldi in altre situazioni. Non è possibile. Cioè, stiamo finanziando la droga noi. Ma quello che mi meraviglia è c'è stato un convegno in regione, non più tardi di un mese fa siamo stati, no? Ecco.
hanno fatto la mostra Falcone-Borsellino, ma era conseguente a un incontro fatto a Mestre, no? Dove ci spiegava chiaro e tondo cosa fa la mafia. Prende i contributi dallo Stato e ci vende la droga, ci porta via i soldi, li va a investire da un'altra parte. Cioè, ci diamo un taglio qua, non è che possiamo continuare a parlare di che si fanno le cose che vengono fatte. Allora, così come uno non paga le tasse, lo metti al posto giusto come fanno in America, lo stesso uno che vende droga lo mettono al fresco. Ma non che vengano fuori che adesso facciamo il condono di tutti i carcerati perché noi abbiamo le carceri peggio del mondo. Noi sappiamo, il delinquente sa che esistono le carceri peggio del mondo in Italia, quindi si dà una regolata, dopodiché è finita, direi che anzi è un deterrente. Certo. Sì. De Biasi? Sì, la questione... brevissimamente. Una battuta a tutti quanti. La questione dell'autonomia è incardinata non nella logica auspicabile di Guadagnini. Io difatti che ho sempre ritenuto farlocco il referendum, continuo ad avere argomenti a supporto, perché il punto di fondo è esattamente il punto che le tasse, i famosi 9 decimi, non arriveranno mai, no? Perché per com'è l'impalcatura istituzionale non saranno concessi. Quindi questo è dove si è giocato l'equivoco. C'è chi in buona fede ha ritenuto che facendo sta battaglia si sarebbero portate più competenze e più risorse, e mano a mano scoprirà che non è così. Adesso il PD a livello nazionale tramite il governo è ovvio che trovino un accordo. Io l'ho anche scritto su il 25 di novembre, se andate su Belluno Press, il gioco dei 3 bussolotti, troveranno un accordo, sarà un accordo politico che è tutto rinviato alla prossima legislatura. La prossima legislatura occorre ci sia un disegno di legge che dovrà presentare il nuovo governo. Bisogna vedere se ci sarà un governo di che tipo sarà fatto. Comunque sia, il Veneto sarà isolato, perché anche se voi andate a leggervi l'ultima finanziaria e fate la lista di come sono stati distribuiti i soldi in giro per l'Italia rispetto a quanti ne ha portati a casa il Veneto, vedrete che il Veneto ne ha portati a casa molti di meno. Ma non l'ultima, è così da sempre? Da sempre. Quindi il problema che solleva Guadagnin è quello vero, però per far questo occorre rifare le fondamenta del nostro Stato. Auguri. Non ci sono altre. Siamo ritornati a un mese fa. Ai sensi dell'articolo 116-117 della Costituzione tu puoi scegliere di avere materie. Alle materie conseguono costi e come dire, ti porti una parte dei costi, perché ci sono alcune materie che hanno dei costi. Se scegli delle materie hai una parte in cui te la devi gestire tu, tutta quella materia, e quindi ad esempio tutto il personale dello Stato ti va in parte in carico. Se scegli un settore poi quello te lo deve gestire e ha anche dei guadagni. Questa è la trattativa. Ma posso dire una cosa un po' politicista, e non c'è ombra di dubbio che siamo di fronte ad una... cioè la Lega è di fronte ad un bivio. Da una parte, ma lo dicevamo in pausa, c'è Salvini che sta scegliendo per il suo partito un partito di destra, secondo me fuori dalla cultura costituzionale, nel senso non illegittimo, prende voti, ha il diritto di governare, ma siamo un partito che sceglie il tema della xenofobia. In alcuni tratti ci sono anche tratti di destra alla Marine Le Pen, che non è la linea di Zaia. Zaia conduce una battaglia, è un abile politico, conduce una battaglia che parla la lingua del Veneto, ma di fatto parla la lingua romana, perché sta conducendo una battaglia dentro la Lega che è diversa, che è quella di Maroni, che è la Lega, diciamo, che fa sindacato di territorio, ma che nello stesso tempo ha scelto per un lungo periodo un'alleanza con Silvio Berlusconi. Senta, per il governo del paese, ma è del tutto evidente. Zoppardo, no? Che governo viene fuori da queste elezioni? Viene fuori un governo? Non lo so se viene fuori un governo, questo non ho. Anche questa è una responsabilità. E voi col PD? E noi faremo adesso guardi, questa legge è una porcata, perché è una legge elettorale. La legge elettorale, perché è una legge che tu dai un voto e ti voti il partito, il candidato all'uninominale. È una legge che noi non volevamo, è una legge che ha votato il PD, Forza Italia e la Lega. Dopodiché adesso con questa legge di fatto di stampo proporzionale si votano i partiti.
e si ritorna indietro. Noi andremo in Parlamento con le nostre idee, con il nostro candidato leader che è Grasso, a proposito di mafia, uno che ci ha messo la faccia, è una testimonianza della Repubblica di come si combatte la mafia, è stato capo della procura antimafia per anni, insomma, è una persona che dimostra che cosa sono il senso delle istituzioni. Abbiamo un programma su alcune questioni, con quello ci confronteremo. Certo. Sandonalo, sarà una situazione catalana. Il primo partito sarà i 5 Stelle e tutti gli altri dovranno decidere cosa fare. Sandonalo, allora, sulla situazione della Lega che accennava Zuppardo. Insomma, lì la Lega ha una politica in questo momento nazionale. Infatti siete Lega? Nazionale, in questo momento ha una politica nazionale, ma noi sicuramente siamo un movimento molto radicato nel territorio. Insomma, abbiamo vinto praticamente le elezioni 2 anni fa col presidente Zaia, assieme con gli alleati, ma insomma con un fortissimo, quasi preponderante peso della Lega e del presidente Zaia. Credo che se si andasse a votare domani mattina il presidente Zaia sarebbe abbondantemente 10-15 punti sopra quello che era, diciamo, nel 2015. Quindi da questo punto di vista, ma volevo tornare un attimo sul referendum. Il referendum nel Veneto ha avuto 2 chiavi di lettura. La prima è un chiave di lettura chiaramente politica, la questione veneta, è esplosa la questione veneta. La seconda è una chiave politica invece prettamente amministrativa, ed è quella di cui sta discutendo e di cui sta trattando il presidente Zaia con tutti gli esperti in sede istituzionale a Roma. Ma faccio l'ultima riflessione, che è anche questa. 5 anni fa chi pensava che la situazione in Catalogna fosse di questo genere, fosse così ingarbugliata, fosse così, oppure nel 1988 chi pensava che nell'89 crollava il muro di Berlino in Germania dell'Est. Quindi la politica deve stare anche attenta a quelle che sono le evoluzioni degli stati e l'evoluzione della gente, quello che vuole la gente. In Veneto è andato a votare tantissima gente e ha dato un segnale chiaro allo Stato. Se lo Stato farà finta di non sentire, la gente andrà avanti e non è che si ferma, perché non si ferma il popolo. Certo. Damiano. Come dicevo prima, io purtroppo non credo più alla politica, credo a uomini che fanno strategie di marketing, perché per esempio noi in Italia abbiamo 349 miliardi di euro di crediti deteriorati delle banche, che nel 2018 manderanno a casa, fuori dalle case, 500.000 di persone. E qui siamo sempre nel tema della famiglia, non gliene può interessare a nessuno. Se il politico non sa gestire un problema così pesante come la questione delle banche, del crack delle banche italiane, parlo del Veneto, se non c'è nessun politico veneto che dà la vita per far ricostruire commissioni e far ritornare i soldi ai veneti, a me della politica attuale, come alla maggior parte dei milioni di italiani, non gliene può fregare niente. Io dico, poi l'ultimo slogan, è ovvio che dobbiamo ritornare a ciò che è ovvio, che è la centralità della famiglia composta da uomo e da donna, punto a capo, perché se i politici non sanno risolvere i problemi delle banche, figuriamoci sanno risolvere i problemi dei problemi internazionali. Chiarissimo. Guadagnini. Beh, allora, a proposito del problema delle banche, ieri uno degli ultimi provvedimenti che abbiamo votato è la ricostituzione di una commissione d'inchiesta anche regionale. Abbiamo raccolto tantissimo materiale e sono uscite tantissime notizie da quando è stata chiusa la precedente. Le responsabilità, anche grazie alla commissione d'inchiesta bicamerale della Camera, hanno cominciato ad emergere con chiarezza. Io ho un'idea precisa come diceva il risponente del Partito della Famiglia, di chi ha la responsabilità di cosa è successo, perché le responsabilità dei consigli di amministrazione locali sono molto minori di quelle che ci sono a Roma. Vorremmo far emergere la verità con chiarezza, daremo spazio a tutti, però il nostro compito è quello di dimostrare perché sono fallite quelle 2 banche, non il corollario, ma perché sono fallite. E quella commissione, la Regione si è messa l'obbligo di far emergere questa verità. Per quanto riguarda invece la questione dell'autonomia, anche in questo caso secondo me si dimostra che l'Italia è uno Stato cialtrone, perché se tu vuoi veramente dare autonomia ai territori, gliela dai attraverso l'autonomia
di entrata, perché li responsabilizzi. Tu gli dici: io ti do una tassa, tu con quella tassa dai il servizio. Così succede nei paesi federali seri. Quando mi vengono a raccontare che i soldi devono gestire loro e mi devono dire a me quanto devo spendere per fare il servizio, mentre non sta in piedi la cosa, mi stanno prendendo in giro, io prendo atto che da decenni mi stanno prendendo in giro e quindi devo trovare una soluzione alternativa, che è quella catalana. L'unica persona e associazione che sta lavorando benissimo in Italia per aiutare questi poveri derubati, io lo definisco il manager dei poveri, che è Alfredo Belluco, che è vicepresidente nazionale della Confedercontribuenti, che saluto. A lui credo, ai politici non ci credo più. Professor Casa, sì, ci sono tantissime altre associazioni che hanno solo. Alfredo Belluco è l'uomo. No, ma c'è di tutti quelli ce ne sono che dalle banca veneta e dalle banca vicentina hanno preso il credito facile, perché se si legge la lista poi si capisce quanta è stata pubblicata, l'ha pubblicata Ventana. Io l'ho letta, se uno legge quella lista e legge chi sono in testa, capisce benissimo che i consigli di amministrazione veneti avevano le stesse responsabilità che avevano gli organi di controllo. Poi facciamo anche quella di Monte dei Paschi, quella di Unicredit, assolutamente sì, che non sono fallite, però che non sono fallite. Perfetto, che non sono fallite. Dobbiamo chiudere. Apriremo le prossime trasmissioni dell'anno prossimo con le banche. Se ci saranno ancora. I responsabili, lo Stato italiano ci ha messo 17 miliardi il suicidio li troveremo. Speriamo che facciano la DAT, così ci ritroviamo di mezzo tutti quanti. Lo Stato italiano ci ha messo 17 miliardi a giugno per salvare le banche venete. Sì, ma non li ha messi in Veneto, li ha messi a Milano, a Banca Intesa. Va bene, come non li ha messi qua? No, li ha dati a Banca Intesa. No, non li ha dati. Io vorrei vedere li ha promessi, deve ancora darli. 5 li ha già dati, perché i coefficienti patrimoniali di Banca Intesa non dovevano essere toccati, e ci sono 12 miliardi potenziali e Banca Intesa deciderà se gli servono o non gli servono. Io ho paura che diranno che gli servono. Torniamo sulle banche. 5.000 pensionati, prepensionati, certo. Con la gente che dice devo andare in pensione a 70 anni tra poco. Voi sapete, quindi abbiamo uno Stato. Dobbiamo chiudere, abbiate pazienza. Dobbiamo chiudere, abbiate pazienza. Cogliamo l'occasione del Natale per la famiglia, per i figli, per la memoria di uno Stato che deve funzionare, perché devono funzionare le famiglie. Se le famiglie sono disgregate, allora lo Stato non funziona, succede quello che sta succedendo. E quindi bisogna credere a alcune cose. L'organizzazione della nostra nazione è fatta di persone che tutti i giorni vanno a lavorare, che donne che lavorano troppo, quindi non possiamo dire non vogliamo più figli, ma come fai a fare figli e poi allevarli se non hai la possibilità effettivamente di essere libera di poterlo fare? Perché sono obbligati, devono tornare in azienda, devono riprendere il lavoro, eccetera. E è un immaginario che lo stiamo diffondendo come normalità, e normalità non è. Allora direi che ci passiamo questo Natale, ci vediamo il prossimo anno, riparleremo delle banche, perché ormai non è possibile far diversamente, e riparleremo anche di cose positive. Se la politica riesce a darci degli spunti, effettivamente lo faremo. Parleremo dell'ospedale, parleremo dell'università, parleremo di un sacco di cose, e soprattutto coglieremo l'occasione per invitare le famiglie nella trasmissione. Certo. Grazie a Luciano Sandonà, grazie ad Angelo Zuppardo, grazie ad Antonio Guadagnini, grazie a Enzo De Biasi, grazie a Lorenzo Damiano, grazie e tanti auguri, buon Natale a tutti. Grazie ai telespettatori, allora un augurio a tutti quanti voi, un sereno Natale con le vostre famiglie, comunque certo, e la salute soprattutto. Questo innanzitutto. Bene, grazie a tutti quanti voi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo la settimana prossima, TV7 Match alle 21, arrivederci, buonanotte.